signori e cavalier che ve adunate per udir cose dilettose e nove, state attenti e quieti ed ascoltate la bella storia che il mio canto muove. E vedrete i gesti smisurati, l'alta fatica e le mirabili prove che fece il franco Orlando per amore nel tempo del re Carlo imperatore. Comincia così Orlando innamorato, un poema epico scritto da Matteo Maria Boiardo. Ma vi chiedete che cosa c'entra Orlando? Quella che vi racconto questa sera è la storia di un moderno paladino, il quale cercò di combattere contro un nemico che opprimeva la sua terra per amore di un cambiamento, di un nuovo corso delle cose. 25 novembre 1856. Tutto comincia da lì. O forse sarebbe meglio dire che tutto finisce lì. I giorni, le settimane, i mesi che hanno preceduto questa data sono stati contrassegnati dalle tribolazioni di un popolo schiacciato dalla tirannide borbonica, la quale già nel 48 se l'era vista brutta per cercare di sedare i tentativi di rivolta in Sicilia. Adesso la politica è quella della più severa repressione contro qualsiasi forma di opposizione al regime. La dinastia dei Borboni è inquieta, perplessa. Ovunque sorgono comitati rivoluzionari. La gente comincia a prendere coscienza anche violentemente contro le forze di un dominio assoluto che avrebbe agognato a incatenare perfino il pensiero. La storia che vi racconto ha come luogo Cefalù, un piccolo paesino poco distante da Palermo, adagiato sul mare e sovrastato da un'imponente rupe chiamata Rocca. La vocazione marinara del luogo ne ha sempre fatto una terra di conquista. Cefalù vanta dominazioni arabe, normanne, fenicie, ma benché il blasone del luogo, dato soprattutto da quel popò di cattedrale che si ritrova, lo faccia sembrare un luogo di grande spessore culturale, tuttavia si tratta di un piccolo borgo di pescatori abitato da brava gente. Oddio, qualche uomo di cultura c'è. Chi non ricorda quel gran mecenate del barone Mandralisca? Ma sì, quel tale che ebbe quella paurosa botta di culo quando trovò a Lipari un quadro di Antonello da Messina attaccato alla porta di un farmacista. Quadro preziosissimo, di valore inestimabile. Adesso il barone lo custodisce gelosamente. Il farmacista di Lipari, quando l'ha saputo, si voleva sparare. Comunque, a parte il barone, qualche suo amico e qualche prete, non è che la cultura sia una delle occupazioni principali qui a Cefalù. Anzi, si può dire che la gente, il popolo, cerchi di fuggire gli uomini troppo sapienti. Don Michelino Guardera, che è uno dei massimi esponenti della filosofia popolare, quando vede passare un uomo studiato dice sempre: meglio stare già alla larga, figlio mio. Chi sta è capace che ti dice 2 parole latine e senza che manco te ne accorgi te le vopoli mutande. L'unico messaggio culturale che è consentito non temere, anche se è incomprensibile, è quello della Chiesa. E così non di rado si assiste a scene del tipo: Comare Maria? Comare Maria? Comare Maria, che c'è? Stai venendo dalla messa, stasera Padre Don Turi ha fatto un predicone. Ma perché che disse? Ah, quello che disse non lo so, saggio solo con cavaliere, ci lasciò 111 dell'elemosina. L'ordine pubblico è amministrato dal sottintendente Nicolosi, uomo alto, possente, rude, con 2 grossi baffi arricciati in punta, la carnagione scurissima, costantemente incazzato come una bestia. Girano voci terribili sui suoi modi di conduzione degli interrogatori. I vecchi dicono ai picciritti che quando Nicolosi passa per la strada, per prudenza, è sempre meglio camminare dall'altra parte. Tuttavia, nonostante il regime sia dispotico e facilmente irritabile, anche a Cefalù si è formato un comitato rivoluzionario clandestino. Se vi fate un giro del paese, nessuno sa niente dei cospiratori. Ma se aspettate qualche ora che l'oscurità della notte avvolga le ipocrisie e i peccati mortali, gli stessi uomini che vi hanno detto di non sapere nemmeno che cosa vuol dire la parola rivoluzione, li vedrete dirigersi verso la casa dei Botta, perché quello è il quartier generale. Lì ad attendervi ci troverete le signorine Elisabetta e Giuseppina Botta, con la mamma, la signora Concetta. Già da un mese nascondono sotto il letto il tricolore che hanno ricamato con le loro mani. Quando entrerete nel salotto vi si pareranno davanti Nicolò e Carlo Botta, i quali impartiscono tutte le sere lezioni di patriottismo ai contadini, ai pescatori e a tutti quelli che soffrono di eruzioni cutanee al solo sentire nominare la parola Borboni.
Dopo la sconfitta del 48 si cammina con i piedi di piombo. In quell'occasione la parola libertà fu ricacciata in gola con la forza da Ferdinando II a tutti quelli che si erano illusi che bastava proclamarsi indipendenti per annientare i napoletani. I Borboni erano tornati e gli illusi erano stati uccisi. Ma la sconfitta non aveva mai sedato gli animi. Bisognava aspettare, fare propaganda, insegnare al popolo l'importanza della rivoluzione. Difatti gli uomini più attivi come Alessandro Guarnero, Andrea Maggio, Carlo Botta viaggiavano frequentemente nei paesi vicini provando ad infiammare di fervore rivoluzionario quanta più gente possibile. I rapporti erano fittissimi anche con tutti gli altri comitati rivoluzionari sparsi in Sicilia, perché era chiara a tutti l'importanza di un'azione coordinata e unitaria. Bisognava aspettare, prepararsi e sognare. Sì, sognare, perché l'unica alchimia che riesce a unire i patrizi e i plebei, gli intellettuali e gli analfabeti, è il sogno. Un sogno intellettuale per i fratelli Botta, che si chiama rivoluzione, uguaglianza, Italia. E un sogno analfabeto per i popolani, che si chiama pane, terra e libertà. Eh sì, nella semi-oscurità di una cella, posta nelle prigioni sotto al palazzo di città, si trova un giovane cefalutano, incatenato, disteso sopra un pagliericcio. Oh, ma badate bene, non si tratta mica di un delinquente comune, È uno che la pubblica autorità suole definire in termine tecnico un rompicoglioni, o per essere più precisi, presunto rompicoglioni. Questa categoria di persone si trova a metà strada tra la persona per bene e il delinquente comune, è una mescolanza di tutti e due. Il rompicoglioni per il sottintendente Nicolosi è quella persona di cui non ci si può fidare, perché sotto l'aspetto dell'uomo comune nasconde la vocazione del pendaglio alla forca. Oddio, se a Cefalusi sapesse delle riunioni notturne a casa dei Botta, ce ne sarebbero più di uno, ma fra tutti quello che da sempre è considerato come la vera spina nel fianco della sottintendenza di Cefalusi è Salvatore Spinuzza. Bel ragazzo, baffetti, pizzetto, capello ondulato, carnagione chiara, mingherlino. Se fosse nato 150 anni dopo sarebbe stato ospite fisso in un reality show. Comunque, a guardarlo non gli si darebbe una lira, Sembra timido, taciturno, riservato. Non credo che abbia una ragazza. Oddio, c'è da dire che nel 1856 le donne preferiscono gli uomini rudi, pelosi, maneschi. Il sottintendente Nicolosi, per esempio, con la sua faccia da diavolo dell'inferno elevato alla quarta potenza, è l'uomo che tutte le donne desiderano, un sex symbol. Comunque, vuoi la frustrazione di non avere una ragazza, vuoi una buona dose di predisposizione all'insofferenza nei confronti di chi detiene il potere, alla fine è chiaro che Spinuzza si avvicini ad amicizie poco raccomandabili e ad ideali che, se professati a voce alta, avrebbero ottenuto facilmente il risultato di riempirgli lo stomaco di piombo. Quindi, visto la brutta nomina che si è fatto in paese, la sua vita trascorre nei rari momenti di libertà per metà nell'ufficio del sottintendente in qualità di persona informata dei fatti. Che so, due tizi bevono un po' troppo alla taverna e ci scappa la coltellata? I soldati mica li arrestano. Prima vanno a cercare Spinuzza che magari sta dormendo a casa sua per sapere se lui c'entra nulla, dopodiché si può procedere al regolare arresto. Spinuzza è per l'opinione pubblica un sovversivo, un uomo che pensa troppo. E quando uno pensa troppo, si sa, prima o poi finisce col pensare delle cose che potrebbero nuocere all'ordine pubblico e a se stesso. Quindi, meglio la carcerazione preventiva. Un po' come quando a scuola il professore entrava in classe e prima di sedersi, tu vai fuori. Professore? Sì, e poi che ho fatto, professore? Non lo so, intanto vai fuori, poi vediamo. Capità. Il cefalutano, a dire il vero, non ha mai avuto la vocazione insurrezionalista.
Ha sempre guardato la novità come un qualcosa da cui tenersi a debita distanza, pronto a saltarci sopra qualora la novità risulti essere vincente. Quindi non si può dire che Cefalù avesse un fronte rivoluzionario compatto. Da un lato la Chiesa che stigmatizzava come peccati mortali tutti gli avvenimenti che mirassero al sovvertimento dell'ordine pubblico, dall'altro lato il sottointendente Nicolosi, il quale, se avesse saputo che qualcuno osava soltanto pronunciare la parola rivoluzione, gli avrebbe fatto fare la stessa fine di una costoletta d'agnello il lunedì di Pasqua. Quindi è chiaro che il timore di ritrovarsi in quattro gatti al momento dell'azione aumentava di ora in ora. Le condizioni che dovevano verificarsi erano fondamentalmente due. Innanzitutto ci voleva il coinvolgimento della gente. In secondo luogo, il coinvolgimento di tutti gli altri comitati rivoluzionari clandestini. Sì, perché la rivoluzione di Cefalù sarebbe stata poca cosa se tutti gli altri non si decidevano di insorgere, se Palermo non si decideva di insorgere anch'essa. Negli ultimi tempi i rapporti si erano intensificati con il barone Francesco Bentivegna, il quale, appartenente anche lui alla categoria dei presunti rompicoglioni, era confinato a Corleone e attendeva segnali chiarificatori da Palermo che, secondo le intenzioni, doveva essere la prima ad insorgere. I palermitani però nicchiavano, prendevano tempo. Allora Bentivegna li va a trovare nottetempo e si stabilisce che la rivoluzione sarebbe avvenuta il 12 gennaio 1857. Tutto a posto? Non direi, perché talvolta è bene non fidarsi nemmeno dei rivoluzionari. Difatti, 5 minuti dopo quella decisione, i Borboni sapevano già la data e l'ora della congiura. Bentivegna allora non aspetta più. Il 22 novembre 1856, a capo di 300 armati, scende sventolando lo stendardo tricolore a Villafrate, a Vicari, a Ciminna, a Mezzoiuso, a Corleone. Il 24 però arrivano le soldatesche borboniche. I ribelli sono dispersi, Bentivegna viene arrestato e subito dopo fucilato. A Cefalù era quello il momento di entrare in azione. Gli uomini accorrevano alla casa dei Botta con animo franco, come se da quella casa dovesse espandersi un raggio di luce. Si aspettava, si discuteva, si tremava, tutti fermi, in attesa di cambiare la propria vita. Quando tutto fu veramente pronto e si aspettava solo l'ordine di attaccare, si contarono gli uomini. C'erano tutti. Spenosa dove? E dove può essere? In galera. Ma com'è possibile ogni volta che c'è bisogno del suo vecchiotto è sempre? Erano le 21:45. Aspettare non si poteva più. Alle ore 22 del 25 novembre 1856 gli animi di Cefalù si accendono alla rivoluzione. Caccialo, 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 un Borbone, cadeva. Caccialo, 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 un Borbone, ancora qua. Caccialo, 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 un Borbone, cadeva. Caccialo, 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 un Borbone, ancora qua. Scendi sul cammino, quindi la fughi, la mazzano, non mi notello, attacchino, sento, ma raccomando! Sento, spinto, piano, piano, non sbarrare, non ciatare, non pensare, modo, te stai obbedendo! Avantarrera, quattro peri, uffici vari e sento non sapissime mucchieri. Mi cerca, mi trova, mi piglia, ma fuga, ma ammazza, mi rompe, mi teni, matta che mi spingi, mi scusa, mi spingi, staccata una lancia, ma non se la mangia, che appunto c'è mutila una faccia e poi senza fare, mi tanti capisci, staccata una bella bottiglia ulita perché mi volesse tirare una perna. Ma io non ci voglio pensare, non mi posso tirare in arrere, ancora a cominciare potesse pure finire male, nel senso che bene la malaventura mi è tenuta una vita galera e poi se potessero pure un cantare e se possono mi posso sparare. Ma come lo fece fare? Io ero tranquillo e senza una chiazza, vennero un Botta quando era Spinosa, dissero tutti devi arruolare, ci dissi mai egregi signori, io non è che so parlare, ma vuole parlare e parlare, qua serve qualcuno che sa sparare, tu sai sparare, io so sparare, se sai sparare non puoi sperare di sparire, casomai sperare di sparare. Come? Prego! Dico che chi sa sparare e pensa sparire dovrebbe sperare che non ci sia mai un altro che sappia sparare e che speri di fare sparire quello che invece di sperare di sparare ha sperato di sparire. Io quello che avevano detto non è che l'avevo capito,
Però per non passare per cretino ci ho detto sì, d'altronde anche se loro non ti sanno spiegare, non è che per sparare bisogna capire, sarebbe meglio sperare di non sparare, ma se poi devo sparare, se non voglio sparire, preferisco sparare. Parlo come quelli giuriti. Io l'ho sempre detto, ho la predisposizione. Se mia madre mi fosse mandato a scuola, a quest'ora avessi diventato professore. Ammazza questo tendente, ammazzalo presto prima che ti sente. Se vuoi ti do una mano e ammazziamo il capitano. Oppure meglio di niente ce la prendiamo con il sergente. Prima che finisce male, perlomeno è un caporale. E intanto poco a poco tutto quanto è ferro e fuoco. Madonna Immacolata, falla passare questa notata. Mia madre non sa niente, se muoio chi la sente. Svegliati popolazione, e questa è la rivoluzione. Picciotti, per favore, vi prego, non fate rumori. Turisto, con 6 persone, salite su quel balcone e appena vedete arrivare l'ombra di un borbone fateci qualche segnalazione, perché stasera ho la sensazione che se non mi date la soddisfazione di un attimo d'attenzione, questa rivoluzione ci porta tutti in prigione. Maggio con i tuoi, fate un giro delle chiese, vedete se tutti sono nelle proprie case, poi andate dai polponi, ridete, scherzate, ditegli tante belle cose, poi ammazzateli e bloccate le porte del paese. Guarda con qualche altro folle, occhi aperti e copriteci le spalle, che se qualcosa va storto, bene che vada, ci scappa il morto. E siccome la rivolta è cominciata stasera, non vorrei morire nel giro di mezz'ora. Noi ci rendiamo per qualche piuzza fino ad arrivare alla prigione. Una volta liberato Spinuzza, con molta circospezione, raduniamo tutti quanti. Ci vediamo fra 2 ore. Ci vediamo fra 2 ore e con un poco di fortuna e un poco di pazienza diamo l'assalto alla sottointendenza. E intanto poco a poco tutto quanto è ferro e fuoco. Madonna Immacolata, falla passare questa notata. Mia madre non sa niente, se muoio chi la sente. Svegliati popolazione, e questa è la rivoluzione. Il motore è stato avviato. Gli insorti non hanno fatto altro che mettere in pratica tutte le tecniche e le teorie che hanno sviluppato nei mesi che hanno preceduto il 25 novembre. Non un'esitazione, non un'incertezza, non un errore. Sembra che tutto sia stato calcolato con precisione matematica. Alle 22.05 4 uomini bloccano Porta Terra. Alle 22.07 altri 4, dopo aver disarmato le guardie, bloccano Porta Ossuna. Alle 22.10 gli ultimi 2 gruppi bloccano Porta Giudecca e Porta Pescara. La ronda notturna è fatta prigioniera all'altezza della strada Vetrani. Tutte le operazioni sono andate a buon fine. Il silenzio non è stato turbato neanche per un attimo. La notte è appena cominciata, ma già prefigura un'alba tragica per il comando borbonico di Cefalù. Con l'elmo in fronte, la spada davanti, nullo periglio il core spaura. Che sia cavaliero, drago o gigante, Durlindana darà sepoltura. Sia subito eletto comandante, poiché la via sarà dritta e sicura, e finché a lui staremo vicino, non avrà scampo, nullo saracino. Corrono i frati suoi in questa notte a liberar costui dalle catene, con la prudenza, pria che buona sorte, come al clandestin di norma si conviene. Rompon gli indugi, sfidano la morte per l'ideale che scorre nelle vene, e pria che giunga l'alba e fia mattino, a comandarli sarà Orlando Paladino. Prima che i soldati possano rendersi conto di qualcosa, la sommossa è già al suo apice. Un colpo di pistola dal piccolo caracciolo preannuncia la marcia per la liberazione dell'uomo più atteso dalla folla rivoltosa. Lui non sa nulla, ma per gli uomini che corrono verso il carcere, Salvatore Spinuzza è l'eroe, il protagonista, l'ospite d'onore della serata, il condottiero, il paladino verso il quale è doveroso nutrire speranza e affetto. Sarà lui il loro puparo, colui il quale muoverà i fili di questo esercito improvvisato. Eccolo il palazzo di città, i suoi uomini lo circondano, gli portano l'elmo, la spada e la corazza.
Vieni fuori, Orlando Paladino, e conduci questa gente che ti acclama alla conquista di un libero destino per i nostri figli e per chi ci ama. Senza perdere altro tempo si accalcano sul portone e spingono forte fino a fare cedere anche l'ultimo paramento. I pochi soldati di guardia sono fatti prigionieri, nessuno oppone la minima resistenza e la vittoria sembra sempre più vicina. La delusione però è in agguato e si manifesta prepotente alla vista di Spinuzza appena liberato. Il condottiero, il paladino, non ha per niente un bell'aspetto, né soprattutto il cosiddetto physique du rôle del sanguinario rivoltoso che tutti si aspettavano. Anzi, il pallore del viso, l'andatura affaticata dovuta alla prigionia, accompagnata alla figura esile e malaticcia che lo caratterizzavano, avrebbero spinto chiunque a considerazioni del tipo: va bene signori miei, abbiamo scherzato, arrivederci a tutti, è stato un piacere, ci vediamo domani sera, chiamatemi un'altra volta, mi raccomando, saluta fatto sole e se ne andate. O in maniera un pochettino più volgare ma di sicura efficacia: Spinuzza, su che dille l'uomo! Probabilmente ci dovettero riflettere abbastanza prima di acclamarlo capo della rivoluzione. E d'altronde però il curriculum di Spinuzza parlava chiaro, e per professionalità e per esperienze acquisite. Nessuno poteva paragonarsi lontanamente alle competenze accademiche in fatto di rivolte, assalti, congiure, anne carcere e anne battaglia che quest'uomo aveva accumulato con tanto sacrificio e tanta abnegazione. Era un'investitura dovuta, innegabile e necessaria. E d'altronde è il popolo che lo vuole. E sulla voce del popolo nessuno osa mai mettere bocca. Perché, come dice Don Michelino Guarnera, il popolo che è fatto così. Quando libera un sovversivo dalla galera, lo vuole subito come leader. Il leader non vuole mica fare un incensurato. Ci metterebbe in credibilità tutta la rivoluzione. Più pregiudicato è, e più la leadership si rafforza. Ma lasciando da parte Don Michelino Guarnera e la sua filosofia popolare, vi chiederete: ma il sottintendente Nicolosi che fa? Dorme, sì, dorme. Quando i rivoluzionari entrano in camera sua per arrestarlo, non ha nemmeno la forza di reagire. Ha la stessa faccia di un bambino a cui hanno appena rubato i regali di Natale. Si lascia legare senza dire niente, guardando ora uno ora l'altro. Solo quando davanti ai suoi occhi compare l'immagine di Spinuzza, appena liberato, tutto gli è chiaro. E allora grida, con tutta l'aria che ha nei polmoni, poche parole ma fortemente significative: figlio di puttana! Ormai però è troppo tardi. Il sottintendente in pigiama viene condotto fuori dai rivoluzionari che appiccano il fuoco alla sottintendenza. In quelle fiamme brucia la loro voglia di riscatto. Ogni principio di incendio equivale a una rivincita sulle ingiustizie subite. La notte adesso sta per finire, eppure c'è ancora un po' di tempo per compiere l'ultimo piccolo grande gesto di questo momento storico. Si corre tutti alla marina e le sorelle Botta consegnano il tricolore nelle mani di Spinuzza, che lo pianta sul bastione proprio nel momento in cui il sole coi suoi raggi investe i loro occhi. Le emozioni adesso sono veramente all'apice. Cefalù è libera, e che lo sia presto tutta la Sicilia. Il rumore dei carretti
e il canto dei carrettieri risvegliano Cefalù dal torpore di una notte che difficilmente potrà essere dimenticata. C'è un'atmosfera strana, un'aria nuova, un po' come quando arriva l'estate e affacciandoti alla finestra respiri forte il profumo delle zagare e ti accorgi che rispetto a ieri qualcosa è cambiato. Molte madri si stupiscono nel non trovare a letto i propri figli e molte mogli si disperano per essersi accorte solo adesso che i loro uomini stanotte non hanno dormito accanto a loro. Non capiscono, non si capacitano. E forse è meglio così. Già la preoccupazione di non averli accanto a sé fa riempire di lacrime i loro fazzoletti bianchi di lino. Figuriamoci se dovessero immaginare che esiste la concreta possibilità che i loro uomini stanotte non facciano più ritorno. Solo la casa di Spinoza non c'è particolare fermento. Salvatore in prigione ormai ci hanno fatto il caldo, insomma. Eppure nemmeno quella casa della strada San Nicola rimarrà immune dalle emozioni. La faccia stupita della signora Maria Stella nel trovarsi di fronte il figlio appena liberato è tutta da vedere. La prima domanda è a bruciapelo. Sei scappato? Mi hanno liberato! E ora dove ti nascondi? Ci sono voluti più di 30 minuti e parecchi giuramenti prima di convincere la signora Maria Stella di ciò che era accaduto e della posizione in cui adesso si trovava il figlio. Ma che comperasti! Continuava a ripetere, e a nulla valevano le rassicurazioni del figlio che la carezzava, dicendole che non c'era più niente da temere, che tutto era stato risolto, che il sottintendenza era stato arrestato, la sottintendenza bruciata. Niente da fare. La donna non voleva crederci. Non poteva essere tutto così semplice. I Borboni sarebbero tornati con i rinforzi. E noi li aspettiamo. La determinazione del figlio era inattaccabile, ma quando davanti alla porta le disse «Va bene madre, benedicitemi che me ne devo andare», la donna lo guardò negli occhi e gli disse «Santo e benedetto, ma le benedizioni, Totò, non servono a niente contro i moschetti dei napoletani». Intanto, a capo di mattino, davanti a ciò che rimane del palazzo della sottintendenza, si assiste a scene di panico. Donna Rosina Polveroso, abituata da sempre tutti i giovedì a portare 8 vastette di pane e 2 litri di olio al sottintendente, da quando ha saputo della rivolta è disperata. Per non parlare di Donnino Respigo, il quale, avendo alto incarico di dare il frumento alle galline personali di sua eccellenza, giace in lacrime sotto al portone mezzo bruciacchiato del palazzo. Nelle loro stesse condizioni di disperazione ci sono anche Michele Raimondo, barbiere ufficiale della sottintendenza regia di Cefalù, Salvatore Failla, regio raccoglitore borbonico delle arance borboniche della sottintendenza borbonica di Cefalù, Giovannino Marsala, regio custode delle pecore borboniche della sottintendenza regia delle pecore borboniche di Cefalù. Praticamente all'alba del 26 novembre l'economia del paese è in ginocchio. Come se non bastasse, alle 9:15 Peppuccio Pazzo, credendosi improvvisamente Ferdinando II in persona, decide che è il caso di intervenire per sedare la sommossa. Prima temporeggia in attesa di rinforzi, accortosi che il suo esercito immaginario di 700 milioni di uomini ritarda. Alle 9 precise firma un armistizio e se ne va a bere alla taverna. Comunque, a parte questi episodi di folklore popolare, le preoccupazioni, quelle vere, non tardano ad arrivare. Sì, perché bisogna organizzarsi, signori miei, e bisogna stabilire i turni di guardia, la custodia delle armi, i rapporti con gli altri comitati rivoluzionari. E fare la rivoluzione è una bella faticaccia. Si potrebbe pensare che tutto finisca alla fine della battaglia, ma non è così. È più facile fare la guerra che mantenere la pace, soprattutto quando poi il mantenimento della pace è subordinato ai rapporti con i centri di potere, i quali, centri di potere, sono i veri pupari che muovono le fila del popolo. E a Cefalù, come spesso capita nelle piccole realtà paesane, il centro di potere più persuasivo è rappresentato dall'imponente oggettività della cattedrale normanna e dalla prepotente soggettività del clero che la abita, il quale riesce sempre ad orientare la condotta di chi, spinto da un bisogno di aiuto ultraterreno, preferisce affidarsi a degli uomini che preferiscono mettere da parte la spiritualità che dovrebbe caratterizzarli per fare prevalere l'opportunismo politico. Che vuol dire? Che i fatti del 25 novembre sono visti nell'ottica conservatrice della Chiesa come peccati mortali. E qui occorre aprire una parentesi circa la differenza che c'è tra il significato popolare che il siciliano in generale e il cefalutano in particolare attribuiscono al termine specifico peccato mortale e le motivazioni che spingono la Chiesa
a stigmatizzare come peccati mortali determinate azioni degli uomini. Mi spiego meglio con un esempio circa il significato popolare del termine peccato mortale. No, dai, svegliati, no, dai, svegliati. No, per cortesia, no, non mi voglio alzare. Ma che sei pazzo? Dormire più del dovuto è il peccato mortale. E va bene, ma mi alzo, però a scuola non ci andiamo. Ma che sei pazzo? Non andare a scuola è il peccato mortale. Senti Toto, quando fai a considerare su un pugno, ma che sei pazzo? La violenza è il peccato mortale. Senti Toto, guarda qui, Rosetta, questa femmina mi fa impazzire, la picchiassa, smontasse tutta. Ma che sei pazzo? Accoppiarsi prima del matrimonio è il peccato mortale. Sì, vabbè, ma io me la sogno tutte le notti e quando me la sogno. Ma che sei pazzo? Commettere atti impuri è il peccato mortale. Minchia, Toto! Praticamente il 97% di tutte le cose positive che c'erano al mondo erano tutte peccati mortali. Il peccato mortale, nell'ottica popolare, era immanente, incombeva sulla testa degli uomini come un'eterna spada di Damocle. Chiaramente questa modalità di intendere le cose era sbagliata. Tuttavia la Chiesa, pur conoscendo l'erroneità dell'interpretazione popolare, non faceva nulla per smentirla e non impediva al popolo di pensarla così. D'altronde si sa, meno libertà di pensiero e di azione si dà alla massa, meno si corre il rischio di perdere le proprie posizioni di potere con rivoluzioni e ribellioni varie. Quindi il fatto che il popolo interpretasse liberamente tutte le cose nell'ottica restrittiva del peccato mortale poneva la Chiesa in una posizione non dispotica, ma materna. Certo, quando poi in mezzo alla massa uniformata c'è qualcuno che la rivoluzione la fa per davvero, allora il braccio materno della Chiesa è costretto ad intervenire. E ciò che prima era soltanto un'esagerazione popolare diventa ufficiale riconoscimento. Tutti gli avvenimenti che fuoriescono dalle regole sono dalla madre Chiesa stessa e non più dall'ignorante interpretazione del popolo, identificati come peccati mortali. Che ne viene? Che se il peccato mortale è ravvisato soltanto dal popolo, ci si può passare sopra, perché il popolo è fatto di uomini e gli uomini, si sa, sono peccatori. Ma se il peccato mortale è ravvisato dall'istituzione Chiesa, e allora c'è pericolo. Per gli uomini dell'ira di Dio e per i centri di potere di perdere le proprie posizioni di predominanza rispetto alla massa. Quindi, per tornare alla nostra storia, è chiaro che la Chiesa stigmatizzi come peccati mortali gli avvenimenti del 25 novembre e i loro protagonisti come degli uomini che difficilmente si potranno salvare dalle fiamme eterne del peccato. Immaginatevi la reazione di tutte le povere mogli e di tutte le povere madri che, al ritorno dalla messa mattutina, dopo aver fatto finta con tutte le comari che i propri mariti e i propri figli hanno trascorso la notte nei rispettivi letti, hanno appreso che i loro uomini non solo sono lontani dalla grazia di Dio, ma che trascineranno inesorabilmente tutta la famiglia tra le fiamme eterne del peccato. Minchia, c'è da rimanere secchi istantaneamente. Compare Maria! Compare Maria! Compare Maria, che c'è? Sogno, sì, canterrobi! Usanno, ma diventò batte! Ovvero sia, il sangue mi si è solidificato, raggrumato. E le povere donne che fanno? Corrono a cercare i loro uomini per fermarli, per chiedere spiegazioni, anche soltanto per spaventarli. Eh sì, d'altronde le argomentazioni non mancano. Vanno dalla fiamme eterne al gettonatissimo peccato mortale. E tutte, inesorabilmente, terminano con il più temuto dei finali. Il castigo di Dio. Mi fate trovare, io stai correndo e corrompi, non ti voglio pensare, stanotte non mi più il sonno, l'avevo ormai lo perdino, e pensi che anche non dormo, me ne aspetto, un castigo di Dio.
birmani ti fanno sparare, cresciti le figlie e sapiti che a prima occasione si fanno ammazzare, da testa una rivoluzione e finisci tutta a sfittino, e con tutta sta confusione a tutti ti appiglia un castigo di Dio. Nasci, cammina, si vesti, si lava, cresce, non cade, ogni giorno malano, mangia e vivi, non legge, non scrivi e ti fa bagliare, mi vuole parlare caro, sciallami giungeva con l'origine, poi non esci e non torna più. Corriti con mare, corriti, t'ha fatto più netti, ci potete fare. Arriva un momento e calciti, potete di vostro, non lo fa tornare. Lo sanno di lo vostro sanno, il tavolo sangue e morio. Di quanto lo state aspettando e visto può fare lo castigo di Dio. C'è qualcosa che non va a Cefalù. Questa notte terribile, animata dal fervore rivoluzionario, sembra non avere attecchito minimamente alla mente degli uomini. Sulle strade, nei cortili, le porte e le finestre sono tutte chiuse. Le barche non sono uscite in mare e anche la piazza del Duomo, che solitamente è crocevia di vite umane, si presenta in un desolante abbandono. Ho già avuto modo di dire che il cefaludano non è un cuor di leone, non ama le novità, soprattutto se queste possono arrecargli un potenziale danno. Quindi probabilmente ciò che è accaduto questa notte deve essere ancora analizzato, ponderato, capito. Non vi salta in mente quindi di pensare che tutta la popolazione fosse con Spinoza e compagni? Assolutamente no. L'esercito su cui può contare il leader della rivolta è fatto di poca gente, ragazzi soprattutto. Dentro di loro convivono una molteplicità di sentimenti. L'invidia nei confronti di chi detiene il potere, l'anticonformismo delle scelte. La stragrande maggioranza della popolazione invece ha soltanto paura, una paura generalizzata, una paura onnicomprensiva, che non fa differenza fra buoni o cattivi, perché non è in grado di distinguere gli uni dagli altri. E allora che si fa? Come ci si organizza? La Chiesa è stata chiara. Tutti gli avvenimenti del 25 novembre sono peccati mortali. La rivoluzione è un concetto troppo grande per essere associato alla pazzia di quel poco di buono di Spinoza. Non gli è bastato il carcere che si è fatto dopo il 48, prova ancora a stuzzicare i Borboni. Ma allora erano i palermitani ad andarci di mezzo, oggi sono i nostri figli. Maledetto! Orlando Paladino, si sa, è un eroe puro, innocente. Egli, animato com'è dalle virtù cavalleresche, non è in grado di percepire il pericolo che nasce all'interno della sua stessa gente. Sì, signori miei, la storia si ripete. Gano di Magonza, lo conoscete? Il conte traditore. Quello che consentì il vile agguato di Roncisvalle in cui perse la vita Orlando Paladino? Si è rifugiato a Cefalù. La sua anima si è assopita all'interno dei cefalutani ed è pronta a risvegliarsi per compiere l'ennesimo tradimento alle spalle del Paladino. Ma dette così queste parole possono sembrare invenzioni, stupidaggini, abbellimenti del tessuto narrativo. Questa è la vita, Manera, non l'opera dei pupi, avreste voglia di dirmi. Anch'io probabilmente la penserei così, se non lo conoscessi, Gano di Magonza. Se non l'avessi visto negli occhi di tanta gente a Cefalù.
se non l'avessi sentito parlare il giorno dopo la rivolta. Chi è? È uno qualsiasi, è uno dei tanti. Non ha una connotazione fisica ben definita, Gano di Magonza, ed è questo che lo rende sfuggevole, invisibile, ma c'è. Abita in ogni casa, sosta dietro ogni angolo, esce da ogni porta. Le parole pronunciate da questa categoria di persone sono tutte uguali, sillaba per sillaba. È chiaro quindi che presentandovene uno è come se ve li avessi presentati tutti, e ce n'è tantissimi. Si chiama Salvatore Spera, inteso pure Badda, laddove per Badda si intende sì la sfera, ma anche il testicolo, in quanto è notorio che questa categoria di persone non ragioni propriamente con la testa. È lui la vera incarnazione di Gano di Magonza, è lui il prototipo del siciliano conservatore, diffidente, egoista, ma timorato di Dio, arrogante, pessimista, ma custode della vera opinione pubblica, Vox Populi, che nel 2006 si chiama Gossip e nel 1856 in Sicilia si chiamava Curtiglio. Il luogo dove lo si può incontrare non è la piazza, come erroneamente la maggior parte di voi può pensare, sì, perché il riferimento classico all'agorà non funziona in Sicilia. La sicilitudine si manifesta anche in questo. La piazza è sì un luogo dove apprendere notizie e novità, ma non tutte le notizie passano per la piazza. In Sicilia, al tempo della nostra storia, esisteva un altro luogo in cui aveva sede il teatro della vita, il barbiere. Da quel luogo passavano tutti i protagonisti della vita paesana. In quel luogo arrivavano tutte le notizie, quelle riferibili e quelle segrete, la cui segretezza svaniva nel momento stesso in cui si abbandonava la sala da parto. La politica, gli scandali, le corna, la morte, tutti contro tutti. A raccontare, a complottare, ad accusarsi, ad accusare. In mezzo a tutti si ergeva la figura del barbiere, il quale era al tempo stesso sensale, dentista, farmacista, salassatore. Egli nel suo regno tra rasoi e pettini insegnava la musica. Una chitarra o un mandolino non mancavano mai e suonavano quelle melodie strane, appunto, le melodie da barbiere. In mezzo a tutto ciò si può sentire pontificare pure il Badda, il quale è aggiornato di tutto. La rivolta, la liberazione di Spinuzza, l'arresto del sottintendente, l'incendio della sottintendenza, la condanna della Chiesa, il probabile arrivo dei Borboni. Ma dove l'avete sbattuta la testa? Ma con chi vi siete messi? Quello vi porta all'inferno tutti quanti. Di non ne scansare. I soldati stanno arrivando. I vostri amici puzzano già dei cadaveri. Spinuzza. Tutta la sua vita se la sta passando casa e carcere, casa e carcere. Ma stavolta l'ha fatta grossa. E voi state con lui. Vi troveranno con lui. E morirete con lui. Ma come cazzo è? Ma che cazzo vuole? Noi eravamo tranquilli, non dobbiamo avere paura poi di camminare per strada, perché quando meno te l'aspetti ti arriva una pallotto accanto, centro la fronte. Ma si può sapere che cosa gli ha detto? Lui e gli amici suoi. Che cosa mi ha raccontato? Che cosa gli ha promesso? L'Italia
E che cazzo è statale? È l'ultima moda dei ricchi. Ma ve lo siete scordati il 48? A Palermo tutti quei morti ammazzati non erano ricchi. Le macchie di sangue per strada, le case, i palazzi bruciati, i femmini con le lacrime all'occhio non erano ricchi. I ricchi se ne erano andati. I ricchi non muoiono mai! O quando muoiono, sono solo loro ad essere ricordati. Con quale coraggio? Con quale coraggio rischiate la libertà? La vita! Per una parola, Italia, che non sapete nemmeno che cosa vuol dire. Con quale coraggio coprite le spalle a 5 pazzi? Guardate il barone Mandravisca. Andatelo a cercare. Non c'è. Se n'è andato a Lipari a raccogliere le conchiglie. Forse a lui dell'Italia non gliene frega niente. E se non gliene frega niente a lui, che è uno di loro, a noi, che nemmeno li conosciamo, che fino a ieri nemmeno ci salutavano, che non gli abbiamo chiesto niente, che non vogliamo morire per niente. Che ci interessa? Avete pianto davanti a una bandiera. Ma a piangere non ci vuole niente. Siamo capaci tutti. Il coraggio serve dopo. Guardatemi negli occhi. Siete disposti a morire per quella bandiera? Il grido d'allarme della rivoluzione di Cefalù si sparge in maniera velocissima. Tutti i comitati rivoluzionari dei paesi vicini vogliono correre a Cefalù. Nessuno vuole mancare. Qui l'occasione è troppo ghiotta. Qui, signori miei, si entra nella storia. C'è da dire che questo tipo di considerazioni erano dovute più che al convincimento popolare all'opera di apostolato che avevano fatto i patrioti cefalutani nei mesi precedenti il 25 novembre. Gli argomenti riguardanti la revoca della Costituzione siciliana, la constatata repressione selvaggia attuata dai Borboni dopo il 48 avevano attecchito la mente degli uomini come l'edera alla facciata dei palazzi e delle case. Adesso l'imperativo categorico è correre. La rivoluzione è la giusta risposta a tutte le domande che il popolo non ha mai osato porsi per vergogna di troppa ignoranza o per paura di troppa sapienza. Adesso bisogna correre verso Cefalù, ma bisogna correre anche a salutare forse per l'ultima volta i parenti, ad accendere qualche ceno davanti a qualche santo tra i più quotati o a prendere le armi nel granaio. In mezza giornata i plotoni debbono essere pronti a partire. Anche qui, per la verità, c'è chi cerca di mettere il bastone tra le ruote della rivoluzione. Ma dove andate? Ma badate che non è uno scherzo, Cefalù si muore. Nessuno però dà peso a queste parole. Sì, perché l'argomento della morte era già stato ampiamente affrontato. Lo status di patriota si acquista combattendo contro i Borboni. Ma il grado supremo di eroe lo si può acquisire soltanto con la morte. Se combatti e non muori, rimani uno qualunque. Non conti nulla, una formica in mezzo a un formicaio. Ma se per tua fortuna muori in battaglia o a causa del nemico,
Il marketing si mette subito in moto, ti dedicano le strade, i monumenti, le scuole, i circoli letterari. Ma sei l'analfabeta, non importa, adesso è eroe. L'eroismo equivale a un titolo di studio, a uno stemma nobiliare, non importa se ti sparano sulla fronte come un grande ufficiale o sul culo come un povero soldato. Appena hai esalato l'ultimo respiro, la tua dignità sociale si innalza a vette inarrivabili. Quel porco del bottegaio che ha sempre sbattuto la porta in faccia a tua moglie comincerà a farle credito. La gente che incontrerà per strada i tuoi figli si toglierà il cappello e tu, con una misera pallottola sulla fronte o sul culo, avrai dato un avvenire alla tua famiglia, che fino a quando c'eri tu era solo la famiglia di un morto di fame. E allora, evviva la morte! Evviva le pallottole! Evviva la rivoluzione! Evviva la libertà! A Cefalù intanto si festeggia! Tutti si gettano nelle danze, nei balli, il bicchiere è colmo di vino buono, di quello che non si beve alla taverna, perché il tavernaio battezza il vino meglio di un prete allungandolo con l'acqua. Oggi il vino non si battezza, oggi ognuno può fare quello che vuole, anche camminare a testa sotto e a piedi all'aria, perché nessuno proibisce niente a nessun'altra. Sabina sembra ringiovanita di 20 anni. Suo Calorio, alleggio puvino che si vedeva Calicchio, muoviti che a momenti si mangia e si abbuffano, si riempiono, si lasciano andare. Si lasciano andare pure troppo. Carmelino! Aspetta, ma com'è possibile? Mangi grazia di Dio! E caghi a volere un fiero! I Borbona! Questo grido squarcia la festa. I Borbona! Questo grido prorompe nella ritrovata serenità delle loro vite. I Borbona! E le forze vengono meno, e le lacrime sgorgano anche se non volute. Si corre tutti verso la marina. Il giorno appena cominciato ha illuminato il peggiore degli incubi. È una nave, quella che arriva all'orizzonte, si chiama Sannio, e ha i cannoni puntati proprio verso i cefaltani, i quali, sporchi ancora della felicità che fino a poco prima li animava, non riescono a credere a ciò che i loro occhi, appannati ancora dal vino, gli pongono davanti. Non sanno che fare. Aspettano che il loro puparo dia loro l'impulso, la vita, ma Spinuzza è pietrificato! In mezzo alla piazza, però, come l'ultima delle maledizioni, si trova Tureopardo, che li guarda e ride, che li avvicina uno a uno e gridando li invita a seguirlo, a scappare in casa, a raggiungere le donne che stanno pregando in chiesa. E i cefalutani lo seguono, alla faccia di Orlando Paladino. Lo sbarco è appena cominciato. La resistenza è stata praticamente inesistente. Dai paesi vicini non arriverà nessuno, infatti la Chiesa ha bruciato sul tempo i rivoluzionari. I seminaristi si sono dispersi nei propri paesi di origine e hanno detto che la rivolta è stata annientata e Spinuzza è stato arrestato. Sono rimasti in 5 contro l'intero esercito borbonico. È chiaro quindi che bisogna scappare, bisogna andare via da Cefalù, e allora via, come Dio vuole, trovano un carretto incustodito, ci saltano sopra e scappano via, fuori da Cefalù. Eravamo rimasti soli, come lontano. Soli, come i pugili alla fine di un incontro. Soli, come il soldato che ha perso la guerra. Soli, come gli esuli senza più patria. Soli, come la lacrima che scende sul viso di Spinuzza.
Dopo i primi momenti di concitazione, il silenzio scende su di loro. Si può sentire soltanto le ruote del carretto nella strada sterrata. I pensieri hanno preso il sopravvento. È stato un attimo, dalla vittoria alla sconfitta, dalla gioia al dolore. E i loro pensieri non possono non andare a ciò che hanno appena lasciato. Le torri della cattedrale, gli scogli della calura che si gettano sul mare. La rocca che riguarda da lontano e che sembra non volerli abbandonare anche quando con il carretto vanno via da Cefalù. E lei la testimone oculare di ogni cosa. Lei ha visti tutti gli sbarchi nemici. E lei, la custode di tutte le storie di questo popolo. E ogni giorno ce ne racconta. A chi, come Spinuzza che sta scappando, ha il coraggio di chiudere gli occhi e stare ad ascoltare. Pietra possente che tocco con le mani, rupe maestosa dei cefalutani, scoglio inventato dalla natura per nascondere il mare della calura. Penitenza per il peccatore che vorrebbe parlare all'orecchio del Signore e che sale lassù senza guardare se c'è scirocco maestrale, ed è sicuro che arriva stanco, magari dicendo: chi me l'ha fatto fare? Col fiato rotto, una mano sul fianco. Ma quando si affaccia sulla cattedrale, di colpo gli passano tutti i malanni. I poveri si sentono ricchi, i brutti diventano belli, i vecchi pieni di acciacchi si trasformano in giovincelli. Da lassù puoi dare del tuo a questa terra bagnata dal mare, e se allunghi una mano ti sembra di poterla perfino toccare. Non vedi più case e cortili, è come se fossero tanti bambini che sembrano stringersi a fare la lana tra le braccia della loro mamma. La rocca è tempio, castello, balcone, dove davanti a un tramonto d'estate senza strumenti nasce una canzone, dove si incontrano gli innamorati, che si promettono eterno amore e che restano lì, abbracciati, finché arriva il primo sole. La rocca è destino, condanna, malattia, per tutti quelli che stanno partendo e che di tutto si scorderanno, mentre lei è un punto fermo. Da lontano la penseranno quando la nostalgia è più fredda dell'inverno, e con un chiodo piantato sul cuore dormiranno, sognando di tornare. Pietra dura come la testa della gente, degna compagna dei siciliani che per testa dura non gli si può dir niente, perché ne sono portatori sani. La rocca è madre e noi siamo figli, e non so se è un premio o una penitenza, o forse è una scusa, perché se abbiamo le teste così dure è tutta colpa di questa discendenza. Sono 3 notti che non dormo e che fisso la strada, tra i miei compagni di sventura c'è chi non si fida, chissà dove ci stanno cercando, in che città, in che contrada, se scoprono chi siamo e dove siamo, sarà finita. Aspetto che succeda qualche cosa, ma non succede, cerco la mia speranza di vittoria, ma l'ho smarrita. C'è chi si strugge, c'è chi prega e c'è chi non ci crede, ma io già so che non sopporterei un'altra sfida.
dicono gli uomini e le donne che non hanno niente, ride chi ci arricchisce e mangia alle loro spalle, ma solo una rivolta può cambiare le coscienze, ci spinge a camminare tutti con le nostre gambe. Ribellati Sicilia e provano farti fregare, c'è troppa gente che aspetta zitta un'altra vita, o cerca almeno se tu puoi di no farci capire che tutto stabilito e che stanotte dobbiamo morire. O cerca almeno se tu puoi di no farci capire che tutto stabilito e che stanotte dobbiamo morire. 7 febbraio 1857. Sono passati 2 mesi e 10 giorni. Faceva luce hanno messo poco a tornare alla normalità. Donna Rosina Polveroso ha ripreso a portare il pane e l'olio al sottintendente. Don Nino Restivo ha ricominciato a dare il frumento alle galline personali di Sua Eccellenza e tutti gli altri, almeno per l'occhio del popolo, sono tornati ad essere timorati di Dio e di Ferdinando II. 7 febbraio 1857. Il campo di battaglia si trova nelle campagne di Pettineo, un piccolo borgo collinare in provincia di Messina. Lì Spinuzza e i suoi compagni si sono rifugiati in attesa di espatriare. Tuttavia si sa che dalle nostre parti mai si può stare tranquilli, perché anche le pietre hanno occhi e orecchie e poi tutti sono facilmente corrompibili con un po' di denaro o con la minaccia di un fucile. All'alba il Cascinale è già circondato. Le baionette luccicano ai primi raggi del sole. Insieme ai soldati ci sono anche gli abitanti di Pettineo, i quali sono stati convinti dai Borboni che dentro quel casolare c'è un gruppo di pericolosi briganti. Non un rumore si ode nell'aria. C'è la stessa atmosfera di angoscia e raccoglimento che precede lo scontro tra i paladini di Francia. E il sottintendente Nicolosi, che con lo stessa sfrontatezza del conte Rinaldo di Montalbano squarcia il silenzio. Spinuzza! Vieni fuori! Rinaldo scendeva dal monte e quando fu sul piano si ritrovò davanti alla panza e alla presenza di Orlando Paladino che se ne stava chiuso in casa. E Orlando Paladino, come lo vede, come digrigna i denti e gli dice: Ladrone, come mai hai osato tu di venire qui, vicino a me? Come mai hai avuto l'ardire tu di venire qua a trovare a me? Prendete la distanza, che te ruso con tutti i catenazzi al collo. Calmati, ci dice Rinaldo. Io non sono venuto qui per fare la guerra con te. Noi molte volte siamo venuti alle mani, ma mi pare che l'ultima volta tu hai perso e sei scappato. Ora, se tu te ne vuoi venire con me con calma, va bene. Ma se tu vuoi sangue avrai. Ma forse, essendo degno figlio di Gano di Magonza, come tutti i siciliani, preferisci scappare via un'altra volta. Io, figlio di Gano di Magonza? E se io sono figlio di Gano di Magonza, tu di chi sei figlio? Senti, occhi storti, ma se lo sanno tutti, che mentre tua madre la Sicilia se la faceva con Gano di Magonza, tuo padre, il popolo, se ne stava come te, chiuso in casa, a farsi crescere le corna. Della tempesta nella sua sorte appella, non lo traccio, mi è veglia, con la sepe della destra,
sarò stesso fe, ce lo fa, tenderà, ma quando fu, da una grande vesta, se due cavalli, debbo vedere arte fu, riguarda, vanno attentamente, telenco, se le due terre, vuole figlio, sledema, te lo ve signore me, te lo ve la fa, la gati, c'è la famiglia, pregavano a te, io te non so c'è, te nel ma, le nettelo, non è della, trova quando pregava le furono a destra, santo via fa, sanolera, c'è come, do secolesco, ti abbassa, non se le ce l'ha, te lo ve po, se ne cava, le lasciano per le fe, ne dove se fa, ti due tette, vuole guerre, te dove vai va, to corre, va come lo fa, to malo cava, lo diolla, to me ne vo, me ne mando la lleva, tan pensaco, to non ya fa. 9 ore. 9 ore di battaglia. 9 ore di bestemmie e fucili che sparano. 9 ore in bilico tra la vita e la morte, la vittoria e la sconfitta, lì sullo stesso campo, vittime e carnefici, Orlando e Renato. Quella che il 25 novembre era cominciata come una questione personale tra Spinuzza e il sottintendente Nicolosi si era trasformata ben presto in una sfida. Quanti soldati che stavano liberando Nicolosi dopo aver sedato la rivolta di Cefalù gli avevano tolto appena le manette. Lui aveva giurato sulla sua divisa, sul suo onore militare, che si sarebbe vendicato di quell'affronto che quei 5 ragazzini si erano permessi di fargli. Il cadavere di Spinuzza era diventato il suo primo obiettivo. Non ci dormiva la notte. Questo, signori miei, è l'ultimo atto, la resa dei conti. Spinuzza e i suoi compagni nascosti nel casolare lo sanno. Il sottintendente Nicolosi e le sue truppe lo sanno, per questo nessuno si risparmia. L'ordine è stato chiaro: vivi o morti. E i fischi delle pallottole monopolizzano l'aria. E le narici sono sature di piombo. Come nelle sanguinarie bestie carnivore, i soldati circondano il casolare e, pregustando il sapore della carne umana che vi alberga, sparano, 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 senza guardare, sparano, senza pensare, sparano, senza capire, sparano. Intanto i 5 ragazzi con le lacrime negli occhi non ci stanno alla sconfitta e sparano anche loro, con pochi fucili, con poche cartucce, con poche speranze. Lo sanno che ormai non c'è più niente da fare, che la vita gli è sfuggita di mano, che nessuno potrà venirli a salvare. E gli assalti si susseguono, e i soldati muoiono, ma loro no, sono ancora lì, tutti e 5, e sembrano avere 1000 braccia, 100 occhi. Il rumore è fisso, continuo, immutabile, il sangue, le grida, le idee, le bestemmie, il fango, la polvere, il vento, la battaglia, non c'è tregua, e sparano, sparano, sparano 9 ore! Fino a quando... Minchia, però... Cartucce non ce n'è più. Aprono la porta della fattoria ed escono fuori. Tutto intorno c'è di nuovo silenzio. Distrutti, affranti, indeboliti, sporchi, con la barba lunga. Ecco come si presentano i 5 fuggiaschi. Nulla li distingue nell'aspetto esteriore da un gruppo di pericolosi briganti. Gli abitanti di Pettineo accolgono la vittoria con urla e applausi. Il sottintendente Nicolosi ride. Perché ha trovato il paradiso dopo 1000 anni di purgatorio. Il sole adesso è forte e riflette prepotente sull'armatura di Orlando Paladino. Spinuzza se la disegna addosso quell'armatura. Lo scudo dorato del Mogol Pernacchio, la spada d'Urlindana. Ma socchiudendo gli occhi e stando più attento, non è difficile distinguere attaccati al suo corpo anche i fili che
lo tengono costantemente legato al suo puparo. Ecco l'inganno, ecco la verità. Il mondo, signori miei, è diviso in due categorie: i pupi e i pupari. Per tutta la tua vita ti puoi sforzare di essere un ottimo pupo, puoi perfino distinguerti come Spinuzza diventando Orlando in persona. Ma quando il puparo che sta sopra di te decide che è il caso di chiudere il sipario e di gettare le armi, non esiste più alcuna magia né sortilegio. Ti devi fare da parte, perché l'andamento della storia non lo puoi mica decidere tu. È una gerarchia dove i più forti sono i pupari dei più deboli. Spinuzza è stato il puparo del popolo, la Chiesa è stato il puparo di Spinuzza e del popolo, ma i Borboni sono i veri pupari della Chiesa, di Spinuzza e del popolo. La vittoria arriverà quando qualcuno che verrà da molto lontano scoprirà di poter muovere i fili di chi fino a oggi ha deciso l'apertura e la chiusura del sipario. Non sono intenzioni, non sono chiacchiere da bar. È la legge della storia, è la legge della vita. Con lacrime e pianto sono messi ai ferri i 5 impavidi cavalieri. Finito è l'inganno, passato è quel tempo in cui i pupi sfidano i pupari. Un bastimento li attende in mare, immantinente li porterà a Palermo per giudicare la loro sorte. Quale sarà? Dopo il processo, una bufala, una presa in giro, come se la condanna fosse già stata decisa in assenza dei colpevoli. Dopo il processo, Spinuzza viene trasferito a Cefalù. Lì attenderà la sua sentenza. Il mare quella notte è terribile, burrasca. Spinuzza sta male, chiede di cambiare posto, ma i soldati gli dicono: Spinuzza, non avere paura del catarro, ora arrivi a Cefalù e guarisci da ogni male. Allo sbarcatoio c'è il sottintendente Nicolosi ad aspettarlo con le sue truppe. Nessun altro. La scorta è pronta. Destinazione: la chiesa dell'Addoloratella, proprio di fronte alla casa di Spinuzza. Ma per arrivarci bisogna attraversare tutto il paese. Il piccolo corteo allora si mette in marcia nel silenzio più assoluto. Lo sguardo di Spinuzza è un misto di angoscia, paura, ma anche curiosità. Infatti si sforza di guardare i volti degli uomini e delle donne che, barricati dietro le finestre, lo guardano passare. Il suo pensiero non può non andare a quel 25 novembre in cui quelle case, quelle strade furono sue, del suo piccolo esercito. La strada del fiume, il palazzo Mandravisca, il Monte di Pietà, la cattedrale, la strada regale, il palazzo di città con le carceri, l'osterio Magno, Porta Terra. Da un lato la chiesa dell'Addoloratella, dall'altro lato le finestre di casa sua. Dietro le persiane ci sono gli occhi di sua madre, di sua sorella, che lo guardano e che non possono neanche piangere per paura di essere scoperte. Spinuzza si gira. Di fronte a lui adesso c'è il canonico Don Francesco Miceli, che gli darà i conforti necessari per questa notte. I soldati lo lasciano lì e vanno a piantonare gli ingressi. Spinuzza è sempre stato un ragazzo abbastanza religioso, retaggio dell'appartenenza a un popolo che porta nel DNA il rapporto con Dio. Mentre il rapporto con la Chiesa è un po' diversa la cosa. Sì, perché lì c'è tutta una carriera da compiere, sì, importante. Battesimo, dottrina, prima comunione, santa messa, chierichetto, seminario, prete. Una grande carriera, per la gioia di mamma e di papà. Sì, perché dicevano gli antichi: figlio parrino, porco appennuto. Il figlio prete è una ricchezza, è come avere un maiale appeso in casa. Questo motto ronzava nelle orecchie di Spinuzza mentre, pendaglio da forca, si trovava di fronte il canonico Don Francesco Miceli, che lo sovrastava con l'imponenza del suo abito nero.
L'unico modo per campare in questa terra maledetta è quello di completarla, quella carriera. Indossare quell'abito nero e guardare tutti dall'alto e in basso. Ormai però per Spinoza era troppo tardi. Era passato dall'altra parte. Per il canonico era un peccatore, per il sottintendente Nicolosi si sa, era un rompicoglioni. Avanti figliuolo, sfogati. E Mossia mi ascolterà? E c'entri il mio mestiere. Apri il tuo cuore. Spinoza è stanco e ha voglia di parlare. Come nella migliore tradizione cavalleresca, Orlando Paladino, il guerriero cristiano, si toglie l'armatura, ripone nel fodero la sua durlindana e si confessa. L'ideale per il quale vale la pena combattere e se il caso morire non è più Angelica, adesso si chiama Italia. Parla Spinoza, parla come mai aveva fatto nei mesi che hanno preceduto il 25 novembre. Le sue parole sono intinte nell'odio, nella repulsione nei confronti di chi con la forza ha impedito alla sua gente non solo di combattere, ma anche di sperare. Le parole di Spinoza inondano il viso impassibile di quel prete in cerca di solidarietà, di compassione da parte di chi per cultura avrebbe dovuto comprendere quell'ideale, avrebbe dovuto capire quella passione. Come può sapere Spinoza che quel colloquio sarà la sua estrema unzione? Affranto, intimamente percosso, si trova in ginocchio, con gli occhi chiusi. Apre gli occhi. Davanti a lui c'è il canonico Don Francesco Miceli, in piedi, che lo guarda come sempre, dall'alto e in basso. Ego te absolvo, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Non una parola, non un momento di confronto, non un cenno. Spinoza è ormai un libro aperto di fronte al canonico Miceli e lui che fa? Lo assolve. D'accordo, quello è il suo mestiere. Ma Spinoza non ci sta. Non ci può stare. È possibile mai che quell'uomo che lo ha appena benedetto non ha una propria opinione? Non sente il bisogno di dire qualcosa, di capire le ragioni per le quali un ragazzo è diventato il capo della rivoluzione? Ma qui Spinoza pecca di ingenuità. Infatti di fronte a lui non c'è un uomo, c'è un'intera istituzione. Da quella bocca non usciranno mai delle parole che non siano le parole di quella istituzione. Spinoza però non lo capisce, non lo vuole capire, ha tempo di capirlo e quindi decide che è il caso di non parlare più. Non ha a che farsene purtroppo di quella soluzione. Però per un attimo soltanto, ci crede di essere veramente un pazzo, un esaltato, un visionario. Per un attimo soltanto, ci crede che la ragione è stata dalla parte dei Borboni che lo hanno condannato, del sottintendente Nicolosi che l'ha rinchiuso, del prete e della sua istituzionale assoluzione. Eppure questi pensieri gli fanno forza. Sì, perché si rende conto di non avere rimorsi. Tutto ciò che ha fatto in quei giorni, in quelle notti, insieme ai suoi compagni, li ha resi grandi, se non agli occhi del popolo, perlomeno ai propri occhi. Ci avevano creduto e tanto bastava a giustificare qualsiasi sacrificio. Nessuno di loro cercava le citazioni pubbliche o i monumenti. Adesso però qualcuno deve pagare, va bene. Era messo in conto anche quello. La rivoluzione è una barca destinata a galleggiare sul sangue degli uomini che la fanno. Il popolo? Spinoza li ha sopravvalutati. Stavano con lui perché lo credevano il più forte. Appena hanno visto sbarcare i Borboni si sono resi conto che il feudale non era più Spinoza e se ne sono andati. E d'altronde è anche giusto così. Se muore un borghese, lascia un'eredità. Se muore un popolano, lascia la fame. Il popolo è abituato ad abbandonare i propri sogni. Rinunciano ogni giorno al pane. E figuriamoci se non sono disposti a rinunciare ai sogni. Magari Spinoza, Botta, Guarnera, Maggi,
erano gli uomini giusti, ma il luogo e il tempo erano sbagliati. Avevano fatto male i loro calcoli, avevano provato a giocare, avevano scommesso su qualcosa. Avevano perso. C'era una volta un grande cavaliere, con la sua spada la luna vuol toccare, ma in questo tempo senza più colore, dove il mondo piange il suo dolore, dove gli amici sono tutti traditori, non c'è più posto per i cavalieri. La vita passa e tutto fa cambiare, l'amore lascia il vuoto dentro al cuore, ma in questa nostra terra maledetta la gente pensa che è meglio stare zitta, non piange e muore oggi come ieri, e non c'è posto per i cavalieri. Presto Sicilia, alzati la testa, questo è il momento buono per dire basta, ma c'è chi resta fermo a guardare, chi senza fare niente vuole comandare, quest'immondizia incatena i pensieri, e non c'è posto per i cavalieri. C'era una volta un grande cavaliere, con la sua spada la luna vuol toccare, e come lui ce ne saranno che per salvare questa terra moriranno. Ce ne son tanti al mondo di mestieri, ma non c'è posto per i cavalieri. Il Consiglio di guerra, raccogliendosi, dopo aver udito la messa dello Spirito Santo, formulava tali sensi: accusati tutti e 5 di misfatti di lesa maestà, e precisamente di avere cospirato contro il real governo e di avere eccitato con banda armata, con bandiera tricolore sventolata e a suon di tamburo i sudditi ad armarsi contro l'autorità reale in Cefalù e diversi popoli del distretto, frangendo stemmi reali e immagini dei nostri amatissimi sovrani, espilate le casse regie, abbattuti i telegrafi, sequestrate le valigie dei regi corrieri dissacrandone le lettere, arrestati i funzionari regi, disarmata la forza pubblica, impiantata la bandiera rivoltosa sul bastione della Marina di Cefalù a vista del vapore regio veniente in quella rada, devastazione, saccheggio e incendio della sottointendenza e palazzo del sottintendente di Cefalù, sperdendo, bruciando carte e registri, involato quintali 2 rotoli 69 di polvere agli impiegati delle strade a ruota per uso di fare saltare macini. Da ultimo, di avere fatto resistenza alla forza pubblica, facendo fuoco per 9 ore continue in Pettineo, provincia di Messina, e ad unanimità di voti, costando che Salvatore Spinuzza, Nicolò e Carlo Botta, Alessandro Guarnera e Andrea Maggio Guignazio sono colpevoli dei misfatti cennati, sottoscrive la condanna ad anni 18 di ferri presso Favignana per Carlo Botta di anni 19, Nicolò Botta di anni 22, Alessandro Guarnera di anni 28 e Andrea Maggio di anni 28. E della pena di morte per Salvatore Spinuzza di anni 28, e ne dà esecuzione a Cefalù, in porta terra, di fronte al popolo natio. Spinuzza adesso sente freddo, non ha davvero più niente da dire.
svenitare, retto sul patibolo. Con lo sguardo cerca di sforzarsi per guardare chi c'è in mezzo a quella piazza stracolma. C'è tutta la sua gente. Ci sono gli stessi uomini che hanno sventolato con lui il tricolore il 25 novembre. Però accanto a lui adesso c'è il poi. Gli porge una benda, ma lui la rifiuta. Ecco, sono questi i momenti in cui un eroe dovrebbe gridare le sue ragioni, dovrebbe gridare le sue verità. E Spinoza saprebbe cosa dire. Magari dentro il suo cuore lo urla, ma fuori no, rimane in silenzio. A chi dovrebbe urlarla la sua verità? A chi sta per ucciderlo? Ha sbagliato a pensare di poter convincere il popolo a ribellarsi in nome dell'Italia, perché al popolo dell'Italia non gliene frega nulla. È un sogno troppo intellettuale. Adesso il Plutone davanti a lui. Lui, paladino fino all'ultimo, se ne sta col petto in fuori. Il Plutone carica, punta, spara. Orlando è morto. Tutto ritorna come prima. L'indomani, sulla piazza o dal barbiere, si può sentire pontificare Toribald, che incarna perfettamente l'umore della gente. Vero è morto un grande eroe. Chi lo può dubitare? Ma i guai, signori miei, sono per chi continua a campare. Il popolo è fatto così, c'ha i suoi problemi. Non è che possiamo metterci a pensare per gli eroi. Intitoliamogli le strade, facciamogli i monumenti, ma poi ognuno pensasse ai fatti suoi. Poi badiamo bene, noi come persone non è che siamo cattivi. Però, signori miei, i morti sono morti. Pensiamo per i vivi. Signori e cavalier che vadunate, per udir cose dilettose e nove, lasciate al buon Dio e alla sua bontade che vi accompagni nelle vostre alcove. Che le parole mie sono terminate. La storia mi zittisce e mi commuove. La notte avvolge rocci nel suo manto, ma dal fondo d'una via si ode ancora un canto. Sotto sterba tinta c'è terra buona, c'è terra buona. Chi cerca la pace e nulla trova, e nulla trova. Io devo ringraziare una serie di persone. State pure voi, non è il caso, non è il caso per me.
ringrazio mio padre, Arturo Manera, che è stato il collante di tante cose che hanno fatto funzionare questa macchina scenica. E ringrazio voi che vi siete alzati in piedi, ma fatelo sul serio, alzatevi sempre in piedi e fate in modo che quel sacrificio di 150 anni fa non vada perduto.